Questa è Villa Molin, ci troviamo a Padova. Nel 1597 Niccolò Molin, servo di terraferma, ambasciatore veneziano presso il Granducato di Toscana e il Regno d'Inghilterra e marito della figlia del doge, affida a Vincenzo Scamozzi, in quel momento il più importante architetto della Serenissima, di progettare una villa degna del prestigio raggiunto. Villa Molin è un esempio di come l'approccio dello Scamozzi si distingue da quello di Palladio. Una composizione meno rigidamente simmetrica ma più flessibile e un'attenzione maggiore per la luce e le prospettive, elementi che anticipano i temi del barocco. I lavori iniziano già alla consegna del progetto, ma nel 1608 Niccolò Molin muore improvvisamente. La villa passa ai capodilista, precedenti proprietari del terreno e di altre proprietà nella zona. Inigo Jones visita Villa Molin, da cui prende poi spunto per la loggia della Queen's House a Greenwich. Nello specifico e nel dettaglio, delle colonne senza piedistalli alternate alle balaustre, leggermente distanziate. Questa soluzione sarà molto ripresa con il diffondersi dell'architettura palladiana in Inghilterra. Nella seconda metà del Seicento vengono affrescati gli interni. Nel 1684 la villa passa in eredità alla famiglia Conti. Qui nel 1748 viene ospitato il vescovo di Padova, Carlo Rezzonico, che diventerà Papa Clemente XIII. Nel 1768 la villa viene comprata da Caterina Sagredo Barbarigo, che la vende pochi anni dopo ai capodilista, per poi nel 1778 passare in eredità agli Emo capodilista. Nell'Ottocento la villa passa alla famiglia Pisani, poi ai Vanni e infine ai Dondi dall'orologio, che avviano un importante restauro verso la fine del secolo. A Villa Molin si tengono i negoziati che portano il 3 novembre 1918 alla firma dell'armistizio di Villa Giusti. Finisce così la Prima Guerra Mondiale per Italia e Austria-Ungheria. Nel 1955 viene acquistata dall'imprenditore Ginio Koffler, che la restaura eliminando le decorazioni ottocentesche, riportando alla luce gli affreschi originali.